Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer e di Vigarano, bentrovati per la Sport Taliercio da Alberto Minazzi e Andrea da Preda. Si torna in campo con il campionato per l'Umana Reyer che vuole riprendersi la vetta della classifica, al momento in mano a Schio che però ha 2 partite in più. Si vuole ritornare in campionato dopo il grande traguardo raggiunto dalle ragazze di coach Ticchi, che con la vittoria dei 2 incontri disputati nella bolla in Romania hanno guadagnato l'accesso alla Final Four di Eurocup. Umana Reyer che ha perso con Schio nella partita di campionato, ha perso con Schio nella partita di Coppa Italia, ma ovviamente può continuare a far conto soltanto su se stessa. Con un filotto di vittorie sarà comunque prima al termine della regular season, però sono partite tutt'altro che facili quelle che attendono la squadra di coach Ticchi, Andrea. Sì, il finale di campionato per Venezia è sicuramente complicato perché adesso ha molte partite ravvicinate, ha ancora il recupero con Ragusa da dover giocare, le partite sono tutte molto vicine per dare la possibilità a Venezia di disputare la Final Four di Eurocup, e quindi saranno adesso 5 partite in 13 giorni, quindi con 3 trasferte secondo me molto ostiche, quindi il percorso è sicuramente complesso. Di fronte questa sera un Vigarano che paga nella stagione la scelta di affidarsi a un roster giovanissimo, paga perché purtroppo per la formazione emiliana è dietro l'angolo la retrocessione matematica. Fortunatamente non arriverà questa sera perché ci dispiacerebbe proprio, visto che si tratta di una delle più belle realtà viste nel campionato italiano degli ultimi anni, questa Serie 1 TechFind che appunto l'Umana Reyer adesso guarda dall'alto al basso. Vigarano ha prodotto tra l'altro numerosi talenti, 2 dei quali adesso vestono la maglia dell'Umana Reyer, ovvero Natali e Attura, che sono arrivate in estate e che dunque disputano questa partita ex. Abbiamo appunto guardato anche l'età delle giocatrici di coach Castelli, età giovanissima, e questo sicuramente tornerà utile in prospettiva per una squadra che dovrà cominciare a pensare a ricostruire. Una sola vittoria fino a questo momento nella stagione di Vigarano, ovviamente non verrà qui a cercare la vittoria, cercherà se non altro di ben figurare, di aggiungere un altro tassello alla sua crescita. Vigarano quest'anno ha vinto la partita con Sassari, l'unica partita che è riuscita a portare a casa. Sicuramente è stata una stagione molto complicata, ma credo che la dirigenza l'abbia messo in preventivo, visto il roster che ha allestito. Come dici tu, non ci sarà la retrocessione matematica anche in caso di sconfitta di Vigarano qui, però a onor del vero diciamo che la stagione è ampiamente compromessa, insomma, per Vigarano purtroppo. A testimonianza della diversità, della profondità dei 2 roster, l'Umana Reyer si permette nelle rotazioni delle straniere di lasciare fuori una come Yvonne Henderson, e dunque è un potenziale di fuoco clamoroso sotto canestro con il trio Fagbenli, Petronite e Howard. Fagbenli e Petronite partono in quintetto, e in quintetto c'è la novità, visto che manca la guardia titolare Henderson, manca, ripeto, per scelta nelle rotazioni, Francesca Pan al fianco di Penna, Fagbenli e Petronite, con Carangelo in cabina di regia. Un quintetto che obiettivamente sotto canestro fa paura. È un quintetto di tanti centimetri e di tanta qualità. Venezia si permette il lusso di lasciare fuori Henderson, che secondo me in questo momento nel suo ruolo è stata la miglior giocatrice straniera del campionato, però voglio dire ha 4 straniere a disposizione e giustamente ci sono molte partite ed è giusto anche gestire le risorse a disposizione e le forze da mettere in campo. Umana Reyer in maglia bianca, maglia nera invece per la Donti Multistore Vigarano. La terna arbitrale è formata da Daniele Carusi, Laura Pallaoro e Lorenzo Lupelli. Tutto pronto al Taliercio dunque per questa partita che chiude la quart'ultima giornata della regular season. Ci sono, come dicevamo, dei recuperi ancora da effettuare per appaiare le squadre, magari ne parleremo nel corso dell'intervallo, ma adesso seguiamo il basket giocato con il primo possesso nelle mani dell'Umana Reyer, che costruisce con Petronite, Penna sul perimetro,
lo scambio con Carangelo, si fa vedere Fagbelli sotto servita Petronita di prima intenzione per Pan che ha spazio, spara la tripla, arriva l'errore, arriva il rimbalzo offensivo di Fagbelli, ancora l'assist per Pan che non si prende il tiro, cerca l'assist a sua volta per Petronita, arriva una palla persa e si arrabbia coach Ticchi davanti alla propria panchina. Elena Bestagno, dovremmo chiamarla per nome perché la cugina della capitana dell'Umana Reyer gioca adesso con la squadra di Vigorano maglia numero 2 assieme a Rosetta, la capitana, in quintetto, e scambia appunto con lei. Poi il tentativo da 3 punti sbagliato da Marinkovic, il contropiede per l'Umana Reyer, anche se preferisce rallentare Penna perché la difesa ha protetto l'area di Vigarano, e Fagbelli trova i primi 2 punti della partita, 2-0 per l'Umana Reyer dopo quasi un minuto di gioco qui al Taliercio. L'attacco di Bestagno, poi il possesso ancora per Marinkovic sul perimetro, la palla servita la numero 21 Jurkevicius, poi la capitana Rosetta ci riprova da fuori, palla che entra ed esce, Fagbelli ancora a far sentire la sua voce sotto canestro, servendo poi in contropiede Carangelo, l'apertura per Pan, un'altra palla persa per l'Umana Reyer, forse un po' di sufficienza in questo passaggio ad una mano da parte di Deborah Carangelo. Sì, guardavo Vigarano avrà il problema grandissimo di dover affrontare tutti i centimetri che l'Umana riesce a mettere in campo. Penso che questo sarà il problema più grande per l'attacco di Vigarano in questa partita. Infatti continua a restare sul perimetro, adesso prova la penetrazione Elena Bestagno, grande assist e bel canestro, i primi 2 punti della partita messi a segno per Vigarano da Jurkevicius, 2-2 dunque il punteggio. Adesso un fallo contro l'attacco dell'Umana Reyer, pensavo un fallo contro la difesa, invece arriva la palla persa ancora per l'Umana Reyer, anzi non c'è il fallo, scusate, c'è solo la palla persa. Stavo annotando il canestro di Jurkevicius che ha dato la parità a Vigarano, e c'è anche il possesso per le emiliane con Rosset. Il blocco proprio di Jurkevicius, poi trova un muro, lo scarico per il centro che anzi è la terza, scusate, che trova l'appoggio al tabellone. C'è il primo vantaggio per Vigarano, che dunque ha approcciato bene al match. 4-2 per la Dondi Multistore. Adesso è Penna marcata da Bestagno, step back e tiro di Elisa Penna, l'errore, il rimbalzo di Jurkevicius. Hanno entrambe la coda, sia Jurkevicius che la terza, spesso a coprire il numero, e dunque ci scuserete in caso di qualche errore di identificazione delle due giocatrici di Vigarano. Qui lo scarico sbagliato da parte di Rossetti, il contropiede di Elisa Penna che va su, trova l'appoggio, forse c'è un contatto non sanzionato, ennesimo rimbalzo di Fagbelli, poi Petronite, il sottomano, lo dicevi Andrea, sotto canestro c'è un divario netto, anche se prova a correre e trova quasi un gioco da 3 punti Vigarano, anzi no, c'è un fallo, c'è un'infrazione di passi di partenza. Dicevo, prova con la velocità perché chiaramente sotto canestro c'è un gap notevole. Sì, deve provare a mettere una partita sul ritmo, nonostante che la panchina sia sicuramente più corta di quella di Venezia, quindi dopo bisogna vedere quanto riesci a tenere questo ritmo, però credo che sia l'unico modo per Vigarano per poter affrontare questa partita. Intanto situazione di parità, quota 4, dopo quasi 3 minuti di gioco rimane in attacco l'Umana Reyer con la rimessa affidata a Deborah Carangelo. Dopo il tocco della difesa, il pallone nelle mani di Penna, poi lo scarico, Petronita è sotto per Fagbelli, il tocco, l'ultimo, è da parte di la terza, la rimessa è per l'Umana Reyer. Stavo controllando una cosa, c'è forse una discrepanza tra il numero sul tabellone e quello in campo, perché la numero 99 ha scritto Albano sulla schiena, dunque dovremmo magari di chiarire se si tratta di Albano o se si tratta di Marinkovic. Intanto seguiamo l'azione con ancora un rimbalzo offensivo da parte di Gigi Petronita dopo l'errore da 3 punti. Pan, lo scarico ancora per Petronita, bell'assist per Fagbelli, poi la difesa sporca rimessa con 5 secondi a disposizione per l'Umana Reyer, tenuta a basso punteggio. Diciamo che rimane il primo attacco del campionato, ma nelle ultime uscite la formazione allenata da coach Ticchi ha leggermente abbassato le percentuali realizzative. Ancora una palla persa da rimessa, ancora Deborah Carangelo con coach Ticchi, braccia conserte, lo vedete adesso inquadrato dalle telecamere, è l'ennesima palla persa, brutto avvio sotto questo punto di vista per l'Umana Reyer. Sì, Venezia è partita male, non vorrei che Venezia stesse pensando alle tante partite che deve fare invece di affrontarne una per una, perché sai, delle volte si pensa a tutto quello che ti aspetta e invece la pallacanestro è che devi giocare tutte le partite dal primo all'ultimo minuto. E arriva il canestro di Marinkovic, anzi di
viene dato a Jurkevic sul tabellone. In ogni caso è 6-4 per Vigarano e c'è subito però il pareggio da parte di Deborah Carangelo per il 6 pari dell'Umana Reyer, che dunque riaggancia le avversarie. Dondi Moltistor Vigarano in attacco con il pallone sul perimetro per Bestagno, l'accelerazione di Rosset, ancora palla sotto con il tiro sbagliato da la terza, questa volta con il rimbalzo ancora una volta dell'Umana Reyer che proverà a riportarsi in vantaggio. Cambio di lato ancora sotto per Petronite, aggressiva la difesa da parte della numero 21 Jurkevicius, palla recuperata ancora una volta dalla difesa di Vigarano, che rimane dunque sul 6 pari dopo 4 minuti di gioco qui al Palasport Taliercio nel posticipo della giornata di campionato di Serie 1 TechFind femminile 2020-2021. L'attacco di Rosset, marcata sul perimetro da Pan, ancora sul perimetro il tentativo da 3 punti di Bestagno, l'errore, la lotta a rimbalzo che premia ancora la formazione ospite, il canestro di Jurkevicius per il nuovo vantaggio ospite 8-6 sul cronometro. Ci sono 5 minuti e mezzo da giocare. Fagben lì sbaglia un facile appoggio per l'Umana Reyer che resta sotto, e c'è un'altra opportunità offensiva per Vigarano che trova il canestro e c'è il time out di Coach Ticchi. L'approccio sbagliato, l'avevi detto giustamente tu Andrea. 10-6 per Vigarano e time out dopo nemmeno 5 minuti di gioco. Il punteggio rispecchia quello che stiamo vedendo in campo. Assolutamente sì, sono d'accordo. Vigarano ha affrontato la partita con il piglio giusto e Venezia invece è sicuramente sottotono rispetto alle potenzialità e a quello che ha espresso insomma nelle partite che abbiamo potuto vedere qui in casa. Giustamente Coach Ticchi ha chiamato time out, dovrà sistemare più le cose da un punto di vista dell'atteggiamento più che di questioni tecniche, perché Venezia il suo gioco in attacco è quello, insomma va dalle lunghe quando c'è da andare e per riaprire spazi esterni e prendere comodi tiri da 3 punti. Il problema è che è molla in tutte le situazioni e anche le molte palle perse, che adesso non so quanto siano, dopo le vedremo, testimonia il fatto insomma di un approccio non con il piglio giusto da parte di Venezia. Le palle perse sono 5, già 7 i rimbalzi. Stavo controllando sempre online chi sia la 99, mi dà Marinkovic, anche se ripeto sulla maglia c'è scritto Albano, noi la chiamiamo Marinkovic, nel caso Albano ci perdonerà, ma credo che sia lei la straniera di Vigarano a partire in quintetto e ad aver trovato fino a questo momento 4 punti, così come Jurkevicius, 2 di la terza. E si riparte dopo il time out dell'Umana Reyer. Vedremo se avrà dato una strigliata Coach Ticchi, anche perché non ci sono stati cambi per le Oro Granata. La penetrazione di Carangelo, ancora un errore, anzi scusate, Howard al posto di Petronite, proprio lei ha sbagliato. Poi il tentativo di Penna, l'errore, il buon tagliafuori da parte di Jurkevicius e poi il contropiede nelle mani di Bestagno, lo scarico per la terza, ancora sul perimetro Rosset, appaiata a Pan, prova da 3 punti, l'errore, il tocco di Howard che riesce a servire Carangelo, prova a correre in contropiede l'Umana Reyer, scarico sul lato debole, la tripla di Pan, l'errore ancora nelle mani di la terza, Bestagno alla transizione per la Dondi Moltistor che ha 4 punti di vantaggio, palla in mano, ci prova da 3 punti Marinkovic, l'errore, il tocco a rimbalzo di Jurkevicius, ma ancora Howard a fare buona guardia. Solo 6 punti segnati in quasi 6 minuti per l'Umana Reyer che resta sotto di 4, prova ad attaccare dalla punta con Francesca Pan, l'uscita di Penna a spazio, poi scarica per l'appoggio facile al tabellone, questa volta Temi Fagbenli riesce a trovare il canestro del -2 per l'Umana Reyer, 8-10. Questa volta sono trascorsi 6 minuti di gioco al Taliercio, si alza anche Martina Bestagno e dunque adesso cominceremo a usare il nome di battesimo per le due cugine. Elena Bestagno che scarica sotto, il buon movimento ma il scarico sbagliato da Jurkevicius, il contropiede di Carangelo, l'assist per Penna che
riporta una botta al naso, forse ci stava il fischio arbitrale. Ancora nessun fallo fischiato in 6 minuti e mezzo della partita. Curioso questo. È curioso e testimonia il fatto che le due squadre diciamo che non stanno difendendo da playoff, ecco. Cioè, sono due difese molto, molto blande da ambo i lati e stanno attaccando molto poco il ferro, perché ci sono pochi falli, poche penetrazioni, poche situazioni dove trarre vantaggio. Umana Reyer che ha inserito Martina Bestagno al posto di Penna, dunque il quintetto ancora più alto per l'Oro Granata, entrata invece Albano, questa volta sì, per la formazione ospite, ed eccola qui col tentativo di appoggio con errore però per Vigarano, ancora un'opportunità per il pareggio dell'Umana Reyer con Carangelo che tiene aperto il palleggio, servita Bestagno che prova a farsi largo proprio sulla nuova entrata e c'è il fallo di Albano, il primo della partita, ma vale subito tiri liberi perché era azione di tiro e dunque 2 tiri liberi in arrivo per Martina Bestagno, la capitana dell'Umana Reyer che sta via via entrando in partita. Giustamente dicevi tu, attacca poco il ferro, prende tanti rimbalzi ma tende poi a riaprire, mentre Bestagno sbaglia il primo tiro libero, dunque al massimo l'Umana Reyer potrà arrivare al -1 con la seconda esecuzione di Bestagno che va a segno 1 su 2 e 9-10, ancora vantaggio Dondi Multistor che corre in contropiede, servita alla numero 6 Sorrentino, anche lei in campo con la stoppata in recupero dell'altra numero 6 Howard, cancella dunque l'accelerazione di Vigarano, applaude coach Castelli davanti alla panchina, seduto invece come avete visto coach Ticchi che non può essere contento di quanto fatto vedere fino a questo momento dalle proprie giocatrici. Albano apre il palleggio, bella assist per il movimento di Jurkevicius, altri 2 punti per il +3 di Vigarano. Dondi Multistor 12, Umana Reyer 9 e in attacco, mentre è pronta a entrare Beatrice Attura, una delle ex di turno che dicevamo in precedenza. In attacco c'è Martina Bestagno, lo scambio con la tripla di Deborah Carangelo che non va, il tocco quasi pallavolistico di Howard, recupera il pallone Carangelo, riesce a servire Fagbenli, bravissima l'ex capitana dell'Umana Reyer che ci riprova da 3 punti, sbaglia un altro rimbalzo offensivo, questa volta Francesca Pan con la circolazione che porta nuovamente la palla nelle mani di Deborah Carangelo. Martina Bestagno, palla sotto per Natasha Howard che prova a farsi largo, lo scarico, attenzione ultimi 2 secondi e mezzo, ci riprova Carangelo, sbaglia a 3, si trova il pallone in mano Howard, viene stoppata, poi recupera ancora, alla fine arriva il canestro, un'azione lunghissima conclusa dal canestro di Natasha Howard per l'11-12, -1 Umana Reyer con la Dondi Multistor Vigarano in attacco. Albano per Sorrentino, mette palla per terra, lo scarico per Rosset, marcata sempre da Pan, il recupero di Natasha Howard sul passaggio molle della capitana di Vigarano che però poi recupera bene in difesa, palla che esce dal campo e adesso si può effettuare il cambio in cabina di regia per l'Umana Reyer, dentro Attura per Carangelo, c'è un cambio anche per Vigarano esce con il numero 11 Rosset, entra con il numero 99 Marinkovic e dunque rotazioni come dicevi prima che vedono già rientrare una delle giocatrici partite in quintetto per le ospiti. Attenzione, c'è il fischio arbitrale, ancora Martina Bestagno, ancora a portare a casa il fallo, ad andare in lunetta per il primo di Marinkovic. 1:42 da giocare, -1 per l'Umana Reyer che adesso ha l'opportunità di riportarsi in vantaggio, anzi no, non viene dato il tiro libero, considerato non su azione di tiro il fallo. Qualche dubbio c'è, Andrea? Sì, però può starci anche questa chiamata qua, insomma. Vabbè. Resta in attacco comunque il Umana Reyer, ultimi 100 secondi del primo quarto. Pan per Attura, ancora Francesca Pan. Bestagno, c'è un accenno di zona se non vado errato da parte di Vigarano, la tripla di Attura, il canestro dell'ex che vale il sorpasso per l'Umana Reyer sul 14-12. Dopo ti chiederò ovviamente una lettura da tecnico, Andrea, sulla difesa di Vigarano, vedremo se poi la riproporrà coach Castelli. L'accelerazione di Jurkevicius, lo scarico in angolo con il tentativo da 3 punti che è lungo, il tocco a rimbalzo è da parte di Natasha Howard e dunque si rimane in attacco per la Dondi Multistor. 1:06 da giocare nel corso del primo quarto, +2 Umana Reyer che ha messo il naso avanti con i primi 3 punti della partita di Beatrice Attura.
4 secondi e 3 però per il tiro di Vigarano, che ci prova con Jurkevicius. Il tiro esce direttamente dal campo. Adesso vediamo come si schiererà la formazione della Dondi Multistore. Se mi sembra adesso una difesa individuale, chiaramente, almeno da come stanno posizionando. Anzi no. Sì, uomo contro uomo. No, zona. È una zona allora confermata per Vigarano. Il pallone nelle mani di Howard. Pan, ancora il dai e vai con Howard, che trova 2 giocatrici di fronte, va a terra, subisce il fallo, andrà in lunetta. Il fallo è della numero 7 Albano ed è già il secondo fallo per Albano, terzo di squadra per Vigarano, che effettua un cambio, toglie proprio Albano, rientra con la maglia numero 17, la terza, prima dei 2 tiri liberi a disposizione di Natasha Howard per cercare di allungare leggermente il punteggio, ma siamo agli ultimi possessi del primo quarto, solo 2 di vantaggio per l'Umana Reyer, diventano 3 con il canestro, il primo tiro libero, terzo punto personale di Natasha Howard, secondo libero per la giocatrice arrivata a campionato in corso nell'ottica del doppio impegno. Sbaglia però il secondo libero Howard, dunque un possesso pieno di vantaggio per l'Umana Reyer quando siamo agli ultimi possessi del primo quarto. Un po' di pressing con Bestagno, Elena Bestagno, che riesce in qualche maniera a servire la terza, la stoppata monumentale da parte di Fakbenli, e la rimessa è per l'Umana Reyer, che non potrà arrivare fino al termine del primo quarto. Parla verso la panchina coach Ticchi. 33 secondi, ancora nessun fallo speso da parte dell'Umana Reyer, che ha anche il possesso in mano sul +3, ultimi 28 secondi di gioco. E arriva adesso il fallo del bonus, aveva un fallo da spendere anche Vigarano, è il primo fallo di Elena Bestagno e appunto il fallo del bonus, che concede però solo la rimessa con 17 secondi a disposizione dell'attacco dell'Umana Reyer. Natasha Howard va a farsi consegnare il pallone e si va ovviamente nelle mani di Beatrice Attura per la costruzione del gioco. La playmaker dell'Umana Reyer tiene aperto il palleggio, lo chiude adesso servendo Pan, poi Martina Bestagno, linea di fondo, la stoppata da parte di Jurkevicius, e l'ultimo possesso del primo quarto sarà per la Dondi Multistore. La palla in angolo, tentativo da 3 punti che non va. C'è l'opportunità per l'Umana Reyer di prendersi l'ultimo tiro sul rimbalzo di Martina Bestagno, che va quasi al terzo tempo da 3 punti, ne esce un tiraccio. Si lamentava di un possibile fallo la capitana delle Oro Granata. Punteggio bassissimo dopo i primi 10 minuti. Umana Reyer Venezia 15, Dondi Multistore Vigarano 12. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese.
Andrea, allora un'analisi non è facile di questa partita, qualcosa è cresciuto nell'intensità dell'Umana Reyer, ma ancora non basta per far vedere quella che è la differenza tra i potenziali delle due squadre. Sì, il primo quarto direi non me ne voglia nessuno bruttino da vedere, e più per demerito di Venezia probabilmente che per merito di Vigarano, anche se Vigarano sta facendo la sua partita. Vigarano ha oggettivamente delle difficoltà ad affrontare una squadra più fisica come quella veneziana, e sta facendo la partita che deve fare. Venezia purtroppo in questo momento qua ha una marcia forse anche 2 in meno, sta giocando una partita sotto ritmo per quello che è il ritmo che ha Venezia, e quindi deve ritrovare un pochettino di intensità. Forse siamo cresciuti un po' con Venezia, è cresciuta un po' con l'innesto di Howard, che comunque ha dato atletismo, però insomma 15 punti con il potenziale offensivo che ha Venezia sono veramente un magro bottino. Probabilmente sono frutto delle percentuali, adesso le vedremo. 30% dal campo contro il 33% di Vigarano, con un dominio a rimbalzo, ma quello si sapeva, 9 di Vigarano, mentre per l'Umana Reyer sono il doppio, 18. Sì, Venezia è in piedi in questo momento, anche perché avrà preso penso 10 rimbalzi in attacco, adesso 9 rimbalzi in attacco, ecco. Questi 9 rimbalzi in attacco hanno fatto stare Venezia in linea di galleggiamento su una partita che non è partita per il verso giusto, insomma. Adesso Venezia sicuramente con l'andare avanti della partita troverà ritmo, e capirà che la partita la deve mettere su altri binari e su altri ritmi, quindi diventerà tutto abbastanza più semplice, presumo, per la squadra di casa. Rientra in campo Petronita e fa il suo debutto nella partita Giulia Natali. Manca dunque solo Laura Meldere tra le 10 referto dell'Umana Reyer per debuttare nel match. Abbiamo già detto le percentuali, guardavo anche il dato delle palle perse, sono già 7 per l'Umana Reyer contro una sola. Anzi scusate, contro 4 per la formazione ospite, la Dondi Multistore Vigarano, che riprende con la rimessa dal lato del campo e va a servire in cabina di regia Elena Bestagno, marcata da Beatrice Attura, e c'è quasi il recupero da parte di Natali. Si fa largo Rossette, la palla sotto, il recupero arriva questa volta però per mano di Natasha Howard, che riceve nuovamente il pallone da Attura, apre e chiude il palleggio Petronita, fuori dall'arco, posizione strana anche perché c'è Bestagno da giocare in questo momento da 5, il quintetto lunghissimo. Howard teoricamente è la 3 in questo quintetto, va a prendere un rimbalzo offensivo ma poi sbaglia la cosa più facile, cioè l'appoggio al tabellone, e dunque si rimane sul 15-12 con l'attacco di Vigarano. Bell'assist, e Rossette sbaglia anche lei l'appoggio al tabellone, era un bellissimo assist che non andrà a referto, quello di Elena Bestagno. Natali per Attura, bel cambio di direzione, l'assist per Martina Bestagno, canestro più fallo, e Martina Bestagno è entrata con il piglio che le si conosce, è già il terzo fallo che porta a casa, è la terza volta che va in lunetta. Sì, ma l'intensità di Bestagno è questa in tutte le partite che giochi contro Schio o che giochi contro Vigarano. Penso che questa sia una delle sue migliori caratteristiche da portare in campo, e come dici tu sta producendo tanto sia per caricare di falli Vigarano che per realizzare come in questa situazione. C'è il tiro libero supplementare, mentre Elena Bestagno è andata in panchina, è tornata in campo Sorrentino per la Dondi Multistore, segna anche il libero aggiuntivo Bestagno e prova un piccolo allungo l'Umana Reyer, 18-12, la pressione di Attura che costringe all'errore proprio la nuova entrata a Sorrentino. Bravissima Beatrice Attura, dicevamo una delle ex recentissime del match, c'è anche Giulia Natali sul parquet, ed è proprio lei che va a farsi consegnare il pallone per la rimessa in gioco a 9 minuti e 04 dal termine del primo tempo di questo posticipo di Serie 1 Tech Find dal Palasport Taliercio di Mestre. Più 6 Umana Reyer che ancora legge la zona bene, questa volta andando sotto da Petronita, è costretta però a riaprire per Martina Bestagno. Un po' di fortuna ancora per la capitana dell'Umana Reyer, va di tabella ma va a segno, ed è il più 8 per l'Umana Reyer, così come sono 6 i punti di Martina Bestagno. Stavo controllando sul tabellone alle nostre spalle perché è troppo lontano, ormai l'età comincia a aumentare per riuscire a leggerlo a 25 metri di distanza. Ancora una stoppata e Natasha Howard sta facendo sentire con il time out per Vigarano, perché Vigarano non segna dal
7° minuto di gioco, dunque praticamente sono quasi 5 minuti che non segna più la squadra emiliana. Ripreso dal 12-9, credo, vero? 11-0 di Venezia, 5-0 in questo quarto. Beh, voglio dire, è la normalità delle cose in questo momento qua. Venezia cerca di andare via su una partita che sa benissimo il suo valore e quello dell'avversario, e la stessa cosa sa Vigarano. Howard ha fatto l'ennesima stoppata. Vado a cercare il dato intanto finché commenti quante sono le stoppate di Natasha Howard fino a questo momento. Vediamo stoppate date, ne viene data ancora una soltanto. Una sola, credo siano di più. Sì, ce n'è una sua e una di Petronita almeno. Diciamo che si fa fatica ad attaccare l'area di Venezia, soprattutto con questo Eccola qua, quintetto. aggiunta anche la seconda. Ecco, con questo quintetto qua dove Howard gioca da 3, da giocatrice esterna, per ovviamente la rotazione di Venezia, che mancando di Henderson ha 3 giocatrici straniere nel ruolo di interne, e quindi ogni tanto schiera Howard da finta giocatrice esterna, insomma. È chiaro che la scelta da parte di coach Ticchi è anche per sperimentare delle soluzioni ulteriori che torneranno decisamente utili nei playoff che ormai si avvicinano alla fase decisiva della stagione di Serie 1 Tech Find, con Numana Reyer che vuole tornare capolista. Poi intanto c'è un fallo ancora portato a casa da Martina Bestagno, e ancora una volta andrà in lunetta con 2 tiri liberi. È il primo fallo di La Terza ed è il secondo di squadra per Vigarano. Ancora non ha speso falli in tutta la partita Numana Reyer, 12 minuti di gioco, è una rarità questa. Sì, non è facile da vedere, da capire se è per poca intensità difensiva o 0 su 2 intanto di Bestagno, ma situazioni... Petronite converte in 2 punti. Insomma, perché Vigarano attacca con poca convinzione, non lo so. Comunque è vero, è molto raro vedere in 12 minuti non spendere nemmeno un fallo. E certamente Vigarano non va nel pitturato, o meglio cerca forse l'assist più nel pitturato che la penetrazione. Si trova, come dici tu giustamente, un muro davanti, mentre è rientrata in campo Elena Bestagno per la Dundee Multistore, che attacca dal perimetro. Ancora una volta in punta Rosset con il blocco di La Terza, la tripla sfortunata in questo caso da parte della capitana delle emiliane. La palla è nelle mani dell'Umana Reyer, che è arrivata alla doppia cifra di vantaggio, e ancora va a servire Petronite. C'è un contatto al limite, il possesso alternato premia l'Umana Reyer, con uno sguardo da parte di Attura che anche se era ben lontana ha letto un fallo che noi siamo più vicini, forse ci stava in questo frangente. Si ha letto qualcosa che non andava proprio per il verso giusto, e comunque palla 2 e freccia per l'Umana Reyer, con Martina Bestagno che mette ancora una volta il pallone a terra, scarica sul perimetro per Giulia Natale, che si fa largo. Ancora l'assist per la capitana, e c'è un fischio adesso. Secondo me era più fallo prima che adesso, in tutta onestà. Credo che sia il quinto subito di Bestagno. Sì, è il quinto subito di Bestagno ed è il secondo di La Terza, quindi fischio importante. Il secondo fallo di La Terza è il terzo di squadra per la Dundee Multistore, e ci sono ancora i tiri liberi per Martina Bestagno, che però sta litigando adesso dalla lunetta. Dopo lo 0 su 2 arriva il terzo errore consecutivo per la capitana dell'Umana Reyer, che fa 0 su 4 in 2 viaggi dalla linea della carità. Adesso vuole rifarsi andando a pressare proprio sulla Terza. Il pallone per la cugina, ecco il duello tra le 2 cugine, con l'accelerazione di Elena Bestagno, che non ha paura, poi scarica, tiro aperto, bell'assist che ancora non va a referto, perché è arrivato l'errore dalla media distanza da parte di Jurkevicius. Si rimane sul 22-12 e continua a non segnare Vigarano da quel 12-9. Fisso il punteggio sul tabellone del tagliaccio. Petronite riapre sul perimetro per Attura, l'accelerazione, lo scarico per Petronite, il tiro è errato. Il rimbalzo questa volta prende il tempo Jurkevicius, ma si fa vedere Natasha Howard con un recupero e un sottomano da applausi. Grandissima giocata di Natasha Howard. Sì, lei, guarda, è una giocatrice che secondo me può giocare, tolto il playmaker, in tutti i ruoli, perché ha un atletismo, una capacità di controllo del corpo e una tecnica che le permettono di fare veramente quello che vuole, sia offensivamente che difensivamente dentro un campo. Non a caso ha un passato più che dignitoso in WNBA, e ancora una volta una penetrazione quasi maschile da parte di Natasha Howard, un dinamismo che porta al più
14 Umana Reyer, più che doppiata adesso la Dondi Multistore, che è in rottura più che prolungata in attacco, anche perché va detto comunque l'Umana Reyer dopo un avvio molle ha alzato anche l'intensità difensiva, mettendo quello che deve fare, anche perché mentalmente intanto ancora la sfida tra le due Bestagno con l'errore di Elena e la palla recuperata da Attura. Ripetiamo, per quanto siano tante le partite da giocare, adesso la persa di Attura, comunque l'attitudine a continuare a giocare con intensità non bisogna mai perderla, perché poi ritrovarla è ancora più difficile. Il tentativo a segno, ed è un canestro che suona come una liberazione, quello di Sorrentino per Vigarano, perché torna a muovere il punteggio. Appena avrò un minimo di interruzione di gioco andrò a calcolare per quanti minuti non ha segnato Vigarano, mentre Howard prova anche la tripla, arriva l'errore, arriva il rimbalzo di Jurkevicius, ancora Howard addirittura a pressare. Ecco qua quello che dicevi, può giocare anche da playmaker, va a pressare su Bestagno e poi riesce a sporcare la linea di passaggio con palla che esce lateralmente dal campo. Siamo quasi alla metà del secondo quarto, più 12 Umana Reyer, con coach Ticchi che va a chiedere, credo, l'infrazione di 8 secondi. Sono effettivamente 16 secondi sul cronometro dell'azione. Andrea. Queste sono quelle situazioni imbarazzanti anche per gli arbitri, perché secondo me si rendono anche conto che Adesso un c'è fallo di Attura, penso. Fallo di Attura, sì. Beh, scusa, finisci pure il concetto. No, dico che sai, guardi è il il primo cronometro. fallo tra parentesi dell'Umana Reyer della partita. Guarda il cronometro e 24-8 fa 16, in effetti uno la matematica non è un'opinione, si suol dire. Si aspetta il fischio degli 8 secondi e ogni tanto succedono queste situazioni qua e diventano poco spiegabili, poco comprensibili. Allora ho fatto rapidamente i conti, 7 minuti e mezzo circa di astinenza offensiva per Vigarano, che comunque si è sbloccata con Sorrentino e ancora attacca con Rosset, ancora prova la stoppata Howard, ma bravissima Rosset a spostare il pallone e a trovare il sottomano per il meno 10, mini break di 4-0 per le ospiti, ad interrompere un break ben più cospicuo per l'Umana Reyer, che attacca ancora con Petronite. Martina Bestagno si trova ancora davanti un muro, il tocco pareva evidente da parte di Jurkevicius, ma viene data la rimessa a Vigarano, con Martina Bestagno che sgrana gli occhi. Non arriva la correzione da parte della seconda arbitra, ci stava perché era palese il tocco da parte di Jurkevicius. Ci stava la correzione e credo, non so cosa si siano detti i due arbitri, però sicuramente l'ultima a toccare è stata una giocatrice di Vigarano in questa situazione. Ti dico, ero talmente vicino e sicuro che posso dirti anche che era Jurkevicius, senza ombra di dubbio. Qui intanto Natali che va a difendere e recupera palla Martina Bestagno, che se ne impossessa letteralmente. Arriva il fallo del bonus. Anzi no, vediamo a chi viene dato. Viene data un'infrazione ai passi a Bestagno. Decisione anche in questo caso discutibile, con Bestagno che è stata letteralmente accerchiata, coach Ticchi che incrocia le braccia, questa volta non ce l'ha con le proprie giocatrici, ma ce l'ha con la decisione arbitrale. Curiosa questa infrazione ai passi, perché mani addosso ce n'erano in abbondanza, Andrea. Mi sembra. Francamente non ho capito neanche cosa sia stato. Credo passi, fischiato, perché se non fischi il fallo ha spostato il piede perno, chiaramente Bestagno, ma è stata spostata e caricata chiaramente dagli avversari. Ma arriva la tripla intanto da parte di Rosset e il parziale di Vigarano riporta la Dondi Multistore sotto la doppia cifra di ritardo, parziale di 7-0. Ha segnato tantissimo in questo frangente e arriva la tripla di tabella di Attura, che poi si scusa con le ex compagne perché chiaramente non è una tabella dichiarata, mentre è pronta a rientrare Penna sul nuovo più 10 per l'Umana Reyer e Sorrentino a costruire il gioco, marcata da Howard. Cambio difensivo accettato dall'Umana Reyer. Howard può stare chiaramente anche col centro avversario, che è la terza, anche se poi commette un'ingenuità perché abbassa le braccia dopo che il pallone era già andato verso il canestro. Un tiro libero supplementare che poteva assolutamente risparmiarsi Natasha Howard. Sì, Venezia è un po' a corrente alternata. Sono dei momenti in cui prende in mano la partita perché il divario è oggettivo, e ci sono dei momenti in cui si dimentica di dare intensità e qualità al suo gioco, sia offensivamente che difensivamente, e Vigarano, che è sempre lì a fare il massimo di quello che può fare, rientra leggermente in partita. Adesso Vigarano ha scelto che ormai la difesa da consolidare è quella della zona. Sì, la stava
praticando a lungo, mentre è rientrata Penna al posto di Natali, dunque nuovamente quintetto molto alto per l'Umana Reyer. Howard sbaglia un sottomano rovesciato, la transizione di Rosset, ancora il possesso offensivo con il cambio di lato che va a servire le mani di Sorrentino, sbaglia però la tripla, la formazione di Vigarano, e l'Umana Reyer dall'altro lato con l'assist di Attura verso Petronite, palla alta, è pronta ad entrare anche Francesca Pan per le Oro Granata, il pallone servito sotto a Gigi Petronite, bel movimento, appoggio al tabellone, errore Martina Bestagno, arriva al traino e trova il canestro per il 31-22, time out per la Dondi Multistore che si era riavvicinata, o meglio è ancora sotto la doppia cifra di ritardo perché è a -9 con quel parziale di 0-7 che se non altro ha tenuto aperta la partita. Non diciamo che ha tenuto in partita Vigarano, perché comunque 9 punti sono un margine abbastanza di sicurezza, soprattutto considerando le potenzialità, però c'è ancora partita e non c'è quel divario che guardando la classifica si poteva immaginare. No, il merito di Vigarano è di stare lì, di stare in partita e di approfittare di tutte le situazioni in cui Venezia decide di rallentare, perché se Venezia va, Vigarano non ha possibilità. Come ricordavi tu, è stata 7-8 minuti senza far canestro, a un certo punto eravamo 17-0 di parziale, 17-0 di parziale, quindi voglio dire, questo fa capire che quando Venezia vuole giocare gioca. Quando Venezia delle volte si dimentica di continuare a dare intensità alla manovra, allora esce questo. La zona di Vigarano è più che una scelta, è una cosa che deve assolutamente fare, perché voglio dire, anche Venezia adesso ha fatto il cambio, è uscita Bestagno, è entrata Francesca Pan, insomma a livello di centimetri non è che cambi moltissimo, cambia ovviamente a livello di ruolo, però accoppiarsi difensivamente uomo contro uomo con questa squadra qua che mette in campo Venezia per Vigarano è difficilissimo, insomma cederebbe centimetri in tutte le situazioni e quindi sarebbe attaccabile in tutte le situazioni di mismatch a spalle a canestro, quindi giustamente sceglie di tenere una difesa a zona per contenere i centimetri di Venezia. Rosset, Elena Bestagno a concertare l'azione che però parte dalle mani di Albano, pressata da Penna, recupera Attura, facile il sottomano di Beatrice Attura, nasce dunque dal recupero il canestro di Attura che ridà il vantaggio in doppia cifra all'Umana Reyer. 3-3-2-2, Elena Bestagno va dentro, si trova davanti Petronite, grandissima giocata da parte di Elena Bestagno che non si fa intimorire dal totem dell'Umana Reyer e fa 33-24. Natasha Howard è rimasta sul parquet, è entrata adesso in campo Ghila Voghi, la giocatrice proveniente da Livorno, mentre ancora Attura da 3 punti e sta diventando una delle grandi protagoniste del match. L'ex di turno si rialza, anzi si alza per la prima volta Laura Meldere dalla panchina sul +12 per l'Umana Reyer. Howard recupera un altro pallone e poi è Penna a correre in contropiede ancora per Attura, l'assist ancora con la grande circolazione, il fallo terminale da parte di Elena Bestagno. 2 tiri liberi in arrivo, anche se solo adesso è il fallo del bonus per la formazione di Vigarano. In campo Meldere al posto di Petronite e ancora centimetri nonostante sia uscita la più alta in assoluto dell'Umana Reyer. Sì, panchina di Venezia in questa partita è stata determinante, perché dopo vedremo le cifre, però sicuramente la panchina ha svoltato la partita mettendo punti, intensità, l'ottimo lavoro di Attura e di Bestagno e di Howard uscita dalla panchina, e quindi la partita è della stessa Natali. Quindi diciamo che in questo momento sì, la panchina ha dato più che il suo contributo. D'altra parte, insomma, la panchina di Venezia, cioè se parte Howard dalla panchina che ha vinto il titolo di WNBA, insomma, diciamo che è discretamente di qualità. Ghila Voghi, il pallone che arriva sul perimetro con ancora la buona circolazione da parte della Dondi Multistore che ci prova da 3 punti, arriva all'errore, arriva ancora un rimbalzo di Natasha Howard che guida la transizione, scarica sul lato debole per Penna, tiene aperto il palleggio, poi ancora Attura, Penna sotto Howard, il duello con Jurkevicius, l'assist per Meldere, ancora un bijou da parte di Natasha Howard, primi 2 punti della partita
per Meldere, 40-24, torna a farsi ampio il margine tra le due formazioni, nuovamente sotto di 16, anzi forse è il massimo ritardo per la Dondi Multistore, con ancora un recupero di Howard che addirittura si tuffa sul parquet per cercare di mantenere il possesso, non ci riesce e così c'è il contrattacco per la Dondi Multistore, ma chiaramente c'è la difesa già ricoperta nonostante Howard rientri soltanto adesso all'interno del pitturato, ma c'è ancora un recupero da parte di Beatrice Attura, tantissimi recuperi dell'Umana Reyer che se aveva perso tante palle nel primo quarto, nel secondo ne ha recuperate tante. Sì, Attura sta facendo un lavoro incredibile, perché quando vuole c'ha un'intensità difensiva che ti costringe veramente, nella migliore delle ipotesi, a sbagliare e nella peggiore a consegnare la palla. Intanto bello questo canestro da parte di Jurkevicius, c'è sul cubo del cambio Natali, vedremo se farà tempo a entrare nel parquet, credo di no, viene rimandata a sedere anche perché ormai sono gli ultimi possessi di questo primo tempo. Elisa Penna, l'assist ancora per Laura Meldere, dentro e fuori, Penna ci prova da 3 punti, è una sentenza, da quella mattonella Elisa Penna sbaglia assai raramente, Andrea. Sì, se ha lo spazio per tirare, il tempo per caricare, Elisa è una giocatrice che viaggia oltre il 50% da 3 punti, insomma è una percentuale notevolissima. E c'è un altro recupero per l'Umana Reyer con Francesca Pan che ci prova da metà campo e segna di tabella la tripla di Francesca Pan. Ancora fortuna con Francesca Pan che scuote la testa, sorride per questo incredibile canestro da metà campo. Vale il 48-26 più 22, massimo vantaggio per l'Umana Reyer, una punizione fin troppo severa per la Dondi Multistore Vigarano che, lo ricordiamo, era arrivata a -7 non tantissimo fa, mancava 3,51 dalla fine. Negli ultimi 4 minuti in pratica l'Umana Reyer ha fatto un parziale di 19-4. 19-4 e 33 punti in questo quarto di Venezia. Ecco, questo, esatto. Il secondo quarto è quello che Venezia può esprimere a livello di potenzialità offensiva. Il primo quarto purtroppo è figlio di quello che ti dicevo prima, del fatto che Venezia sta guardando giustamente cosa le aspetta, e delle volte le giocatrici, noi allenatori non vorremmo mai, però inconsciamente le giocatrici arrivano dalla bolla di Eurocup, sono rientrate venerdì, hanno giocato 2 giorni, lasci di tante energie da un punto di vista soprattutto mentale più che fisico, perché la qualificazione non era scontata assolutamente e Venezia ha messo un traguardo importante facendo sì che si realizzassero le Final Four di Eurocup, e delle volte sottovaluti un pochettino ingiustamente queste partite perché guardi la classifica dice che anche se non parti benissimo poi alla fine la partita la porterai a casa. Le giocatrici questo lo sanno e delle volte non giocano come tu allenatore vorresti, però ci sono anche queste partite qua. Venezia l'ha messa in riga un'altra volta e ovviamente diciamo che l'ha già chiusa alla fine dei primi 20 minuti. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Avevo ricostruito quel parziale di 17-0, ma da quel time out che abbiamo citato di coach Ticchi, il parziale fino a quando appunto si è risbloccata nel secondo quarto Vigarano è stato di 20-2
in 9 minuti e mezzo. Vuol dire che l'Umana Reyer in praticamente un quarto ha subito un solo canestro. 20-2 e l'unico canestro è stato quello del +3 di Jurkevic, da cui poi abbiamo calcolato il 17-0. Questo a testimonianza di come Vigarano la sua partita l'ha fatta onestamente. Poi quando si è alzato il livello dell'Umana Reyer è venuta fuori la differenza che si conosceva. Quindi al di là appunto di quello che si diceva prima, dipendeva molto dall'Umana Reyer, non è che Vigarano sia diminuita. Adesso vediamo ancora un siparietto e con i palloni rimasti incastrati mentre voi state vedendo i replay del primo quarto. Dicevo, Vigarano la sua partita sta continuando a farla, sta facendo quello che può, ma di fronte a una squadra che in campionato e in Europa, lo ricordiamo, ha perso una partita dall'inizio della stagione. Poi c'è stata, ripeto, la sconfitta quella con Schio nella finale di Coppa Italia che un po' ha bruciato, però diciamo una sola partita tra campionato e fino alle final di Eurocup vuol dire che questa squadra è stata costruita per puntare al doppio obiettivo, molto semplicemente. Parlando di Vigarano, onore al merito, tanto di cappello a Vigarano, anche perché il ragionamento che ho fatto per Venezia lo si può fare per Vigarano, cioè Vigarano deve venire qui ad affrontare la prima in classifica, che ha perso 2 partite in tutto l'anno, che ha un roster che le permette di lasciare Henderson a guardare la partita, sa che è ultima in classifica e ha 2 punti solo, cioè tu capisci che anche emotivamente, non solo tecnicamente e tatticamente, ma emotivamente venire a giocare una partita del genere non è per nulla facile. E Vigarano è stata brava finché Venezia, diciamo, è andata al 50% del suo ritmo, è stata brava a stare lì, è stata brava anche a fare canestro, a approfittare di tutti i momenti in cui Venezia è scesa un po' di intensità. Poi è ovvio che, voglio dire, i valori sono valori e contro quelli non è, puoi impegnarti e fare tutto quello che vuoi, ma ci sono dei dati oggettivi contro i quali ti schianti inevitabilmente. Ricordavamo che questa è la partita che chiude la giornata, ovviamente per fortuna possiamo dire si sono giocate tutte le partite, diciamo per fortuna perché arrivati a questo punto della stagione sarebbe veramente difficile incastrare ulteriori recuperi oltre a quelli che mancano, e per chi non avesse seguito, manca un minuto all'inizio del secondo tempo per cui possiamo leggervi i risultati degli altri incontri del turno. Si è cominciato con Virtus Segafredo Bologna, pallacanestro femminile Broni 66-46, poi domenica la vittoria esterna della Passalacqua Ragusa sul campo di Costa Masnaga, Limonta 71, Passalacqua 83, la vittoria di Empoli Use Scotti Rosa 79, Dinamo Sassari 70, quella di Lucca su Battipaglia, Gesam Gas e Luce Lemura 74, Omeps Bricap 66, e poi la vittoria importantissima nell'ottica della qualificazione playoff della Fila San Martino di Lupari sulla Molisana Magnole a Campobasso 53-49, teoricamente ancora in corsa a Campobasso per poter agganciare Costa Masnaga, ma ripetiamo è solo la matematica praticamente che tiene in piedi le molisane. Comunque ha un esordio positivo da matricola nella massimo campionato Serie 1 TechFind, e infine la vittoria di Schio che sta confermando la crescita, stavo dicendo delle ultime giornate, ma dell'ultimo periodo, perché va allargata la prospettiva, perché andare a vincere 72-54 a Sesto San Giovanni non è mai facile obiettivamente. No, Schio, stiamo parlando di un'altra squadra che nel campionato ha lasciato lì 2 partite, quindi voglio dire il valore di Schio, di cui una con l'Umana Reyer, ecco, e una con Ragusa. Il valore di Schio non è che si incrociamo scopra le dita, adesso, visto che l'Umana Reyer deve andare a giocare a Ragusa, ma insomma. Ma guarda, la classifica, prima parlavamo di Umana e di Schio, ma la verità è che la classifica è aperta anche per Ragusa, perché Ragusa deve giocare ancora con Schio e ancora con Venezia, quindi se le vince tutte e due anche Ragusa fa un pensierino al primo posto. E Ragusa, tanto per completare il quadro prima di tornare appunto in campo, è un'altra squadra che punta più sulla difesa che sull'attacco e quindi potrebbe avere le carte in regola per mettere della sabbia negli ingranaggi di questa Umana Reyer. Ma seguiamo il match che è ripreso per ora senza canestri, con l'attacco che riparte per la formazione di Vigarano dalle mani di Elena Bestagno, il tentativo
tentativo da fuori che non va, addirittura recupera il rimbalzo offensivo Bestagno, e dunque c'è l'extra possesso per la Dondi che costruisce ottimamente e trova i 2 punti con la terza che inaugurano il secondo tempo. Il canestro di La Terza vale il 48-28, ovvero il -20 per le ospiti, sempre a zona. La squadra di Castelli, la palla qui schizza nelle mani di Fagbenli, un po' di sfortuna per le ospiti, il canestro di Fagbenli per il 50-28. L'attacco di Vigarano che penetra ancora all'interno del pitturato, porta a casa il fallo da parte di Elisa Penna, se non vado errato, così è. No, scusate, Beatrice Attura, e dunque il fallo di Attura è il secondo, con ben pochi falli spesi fino a questo momento dell'Umana Reyer, un segnale un po' particolare. Attura comunque sta mettendo in campo veramente un'energia notevole su entrambi i lati del campo. L'assist sotto, bello ancora da parte di Bestagno, l'errore di Jurkevicius, ancora il possesso nelle mani della Dondi Multistore che riparte dalla punta con Elena Bestagno, chiude il palleggio, il consegnato nuovamente per la playmaker di Vigarano. La panchina chiama gli ultimi secondi dell'azione e il buzzer beater da parte di Rosset che trova ancora il fondo della retina per nuovamente il -20, 50-30 il vantaggio dell'Umana Reyer. Francesca Pan, la palla in angolo ad Attura che ci prova da 3 punti, la palla non va, il rimbalzo offensivo è di Elisa Penna, extra possesso dunque per l'Umana Reyer, servita in angolo proprio Elisa Penna. Temi Fagbenli prova a duellare con la terza, il gancio, l'errore, il rimbalzo di Petronite e poi il fallo, e si riparte da dove si era cominciata la partita, perché se l'Umana Reyer ha fatto un po' di fatica all'inizio a concentrarsi in difesa, a trovare la via del canestro, a rimbalzo sta dominando fin dalle prime battute. Vigarano secondo tempo è entrato in campo e ha schierato 3 volte una 1-3-1, sta cambiando un po' le carte, prima giocava 3-2, adesso gioca 1-3-1. 6-1-3-1 è una difesa secondo me che o fai benissimo o veramente ti massacrano. Non è facile. No, penso che sia la difesa più difficile da fare a livello di movimenti di squadra, e ti ripeto, o la fai con grandissima qualità o è una difesa che lascia tantissimo spazio. Solo 5 punti di Gigi Petronite scusate, che a disposizione il secondo tiro libero, lo sbaglia e recupera però il pallone con l'extra possesso ancora e il tentativo da 3 punti. Ormai quando vediamo Elisa Penna alzarsi da lì, lo abbiamo detto in precedenza, è una sentenza. 54-50 dopo il tiro libero di Petronite, è arrivata la tripla di Penna, ancora Bestagno con una bella assist, sbagliato il tiro ma c'è il rimbalzo di Jurkevicius e ancora dunque la Dondi che ci prova proprio con Elena Bestagno. Il tiro non è altrettanto efficace rispetto a quanto fatto vedere in precedenza con l'assist, però la palla carambola sulle mani di Attura, esce dal campo, dunque la rimessa è ancora per la Dondi Multistore Vigarano che resta in attacco sul -24, massimo ritardo della partita. Si è andati ricordiamo all'intervallo lungo sul -22 per le ospiti che attaccano ancora con la terza, ultimi 2 secondi e mezzo. Fagbenli quasi con nonchalance a portare via il pallone dalle mani di La Terza ed evitare dunque non solo il canestro ma addirittura il tiro al centro della Dondi Multistore. La palla servita dentro con Petronite presa in controtempo da Francesca Pan che scuote la testa. È arrivata la palla persa ancora per l'Umana Reyer con il nuovo possesso ospite. La Terza va a attaccare su Petronite, appoggia il tabellone ed è sicuramente ispirata la lunga di Vigarano in questo secondo tempo. Ancora un canestro di La Terza, aveva aperto lei le danze, adesso trova il canestro del 54-32. Francesca Pan marcata da Elena Bestagno, è ancora 1-3-1 mi sembra. Te lo chiedo Andrea perché con la prospettiva schiacciata è difficile leggere come è difficile per Vigarano contrastare Petronite, ma questa volta ci riesce la Dondi Multistore che corre in contropiede. Ancora una tripla aperta all'errore, il rimbalzo toccato da Francesca Pan, toccato però anche da Rossetti che si porta le mani alla bocca, non era convinta di questo fischio arbitrale, rimessa però per l'Umana Reyer. Sì, ti confermo, è ancora 1-3-1, vedi lo schieramento di partenza è questa, poi la 1-3-1 è una difesa che si presta a qualsiasi tipo di sviluppo e quindi dopo la partenza è 1-3-1 e dopo ovviamente devi seguire un pochettino gli avversari, altrimenti succede come adesso che Penna tira 4 piedi metri per terra ma sbaglia un airball
curioso da parte di Penna, che continua a prendersela con se stessa, la vediamo borbottare qualcosa a fior di labbra. Un tiro, ripeto, un errore insolito per una giocatrice precisa come Elisa Penna. La pressione su Rosset, l'ultimo tocco è da parte delle giocatrici dell'Umana Reyer, non so se di Pan o di Fagbelli, comunque la rimessa è per Vigarano. 6:16 da giocare, 16 secondi per il cronometro dell'azione della formazione rossonera, che costruisce con Jurkevicius. Ancora aggressiva la difesa dell'Umana Reyer, che porta via secondi all'attacco avversario. Elena Bestagno, lo scarico sul perimetro, all'accelerazione di Rossetta, arriva allo scadere quasi dei 24, deve prendersi il tiro e porta a casa il fallo di Francesca Pan. Coriace, la capitana di Vigarano. È il primo fallo di Pan, il secondo di squadra per Umana Reyer, e se non vado errato sono i primi tiri liberi della partita di Vigarano. No, forse no, ce n'è stato uno. Non lo so perché il supplementare di la terza. Perché Venezia è il quarto fallo di squadra, credo. Sì, in no, tutta ma la partita. la famosa leggerezza da parte di Howard, che ha concesso un libero supplementare. Ecco, hai ragione. Sì, ma siamo tutti ad andare a cercare col lanternino, perché 2 tiri liberi consecutivi e li mette entrambi a segno Rosset. Non ce n'erano ancora stati per la Dondi Multistor Vigarano, che torna a meno 20 a 6 minuti scarsi dal termine del terzo quarto. Petronite per Penna, sempre zona per le ospiti. Bisogna muovere di più la palla per l'Umana Reyer, che adesso trova Fagbenli in post. L'accelerazione, lo scarico per Petronite, ci prova dalla distanza, l'errore Petronite. A rimbalzo c'è una palla contrastata, l'ultimo tocco è proprio del centro inglese dell'Umana Reyer, ora inquadrato, e la rimessa è dunque per Vigarano, che si affida nuovamente alle mani di Elena Bestagno per la costruzione del gioco. Attura a pressare in maniera asfissiante la playmaker delle ospiti, che ora si affidano al tentativo di Jurkevicius, l'errore, il rimbalzo di Petronite, la palla ancora nelle mani di Attura, che lancia in contropiede per Fagbenli, palla debole, facile recupero della difesa di Vigarano, ma arriva Pan che recupera il pallone, il no look dietro la schiena, il canestro di Fagbenli. Cosa ha fatto? Sarà una semplice recuperata nel tabellino quella di Pan, ma ha fatto una magia. Sì, Anzi, recuperate assist, sono due cose. Assist se non ha palleggiato Fagbenli, non lo so. Sì, se no è assist. Comunque, diciamo, è stata una grandissima giocata quella di Francesca Pan, che ha ridato il più 22 all'Umana Reyer. Bestagno, il pallone per Jurkevicius, l'errore, la lotta a rimbalzo, si lamenta di un possibile tocco la numero 21 di Vigarano. Ancora un bel assist, questo sì, c'è tutto, e c'è di Penna, c'è il canestro, c'è anche il tiro libero supplementare. Arriva alla doppia cifra Temi Fagbenli, che ancora una volta ha giocato tutto il primo quarto, è stata in panchina tutto il secondo e si è tornata in campo. Guardavo, Alberto, che Vigarano in attacco sta facendo bene, fa le sue cose. Poi purtroppo a Vigarano mancano 10 centimetri per ogni ruolo per giocare contro Venezia, quindi dopo, alla fine, quando arrivano al momento della conclusione, devono affrettarla, perché altrimenti rischiano la stoppata e vanno fuori equilibrio, fuori ritmo, e vengono fuori spesso tiri che non portano al risultato sperato o voluto. Il terzo fallo di Elena Bestagno, che ora si prende il tiro dalla media, lo sbaglia, il rimbalzo di Pan ha concesso all'Umana Reyer l'opportunità di allungare il nuovo massimo vantaggio. C'è un fallo, un mezzo passo laterale, giusta l'interpretazione arbitrale per il fallo assegnato alla difesa, ed è il quarto però di Elena Bestagno, che andrà ovviamente in panchina. Buona la partita della cugina della capitana dell'Umana Reyer, ma ovviamente Elena Bestagno adesso deve andare in panchina, perché 4 falli con 14 minuti e mezzo da giocare. Entra Sorrentino, ce n'è anche l'ingresso in campo di Valesin, che fa il suo debutto nella partita per la Dondi Multistore, maglia numero 8, e Francesca Pan è invece in lunetta per allungare ulteriormente il margine dell'Umana Reyer, con il 2-2 che vale il 6-1-3-4, 61-34 per la squadra di coach Ticchi. Ancora a pressare l'Umana Reyer, andare vicina al recupero, riesce a superare comunque la metà campo in tempo utile la Dondi Multistore, con palla messa a terra e costruita sul perimetro
ora da Sorrentino sotto Valesin per la terza, il tiro che non va, pronti ad entrare Howard, Natali e Martina Vestagno per l'Umana Reyer, che è ancora in attacco. Un grande assist di Pan, ancora il canestro di Petronite, ma ancora Pan con un assist immaginifico. 63-34, si avvicina addirittura al trentello adesso il vantaggio dell'Umana Reyer, va vicina anche al recupero Pan, ma all'ultimo tocco di Petronite. Ecco la serie di cambi adesso da rivedere completamente il quintetto, perché attenzione, credo che sia Giulia Natali in cabina di regia con Attura in panchina. Altro esperimento da parte di coach Ticchi. Natali playmaker. Sì, Howard torna a fare l'esterna in questo quintetto messo da coach Ticchi. Natali, come hai detto giustamente, si preoccuperà di gestire la squadra a livello di playmaker. E dunque un'altra possibilità di sperimentare, mentre Howard quasi litiga con il pallone e però alla fine lo recupera con il pallone proprio nelle mani della numero 6, che scambia con Giulia Natali, anche lei ex come Beatrice Attura. Palla sotto per Martina Bestagno, che viene letteralmente tirata a terra, e coach Ticchi che parla a Giulia Natali, proprio vuole responsabilizzarla. Bellissima questa scenetta a cui abbiamo assistito da vicino. Secondo fallo di Rosset e fallo del bonus per Vigarano, con il time out richiesto da parte di coach Castelli, perché sta prendendo veramente il largo. L'Umana Reyer è a più 29. Dicevamo appunto coach Ticchi praticamente è concentrato esclusivamente su Natali in questo momento, perché vuole vedere se, responsabilizzandola in cabina di regia in un ruolo non suo, può trovare una qualità che permetterà alla giocatrice di crescere ulteriormente. È un prospetto, anzi è già una realtà, diciamo, Natali di alto livello, ma anche queste piccole cose in una partita che ormai a 13 minuti alla fine è virtualmente decisa, ti fanno capire come e che tipo di lavoro sta facendo Ticchi con un roster che è sì forte, ma per vincere ci vuole anche quel qualcosa in più. Ma guarda, Natalia e Meldre secondo me devono entrare a piede stabile nelle rotazioni di coach Ticchi, con sempre maggiori minuti e sempre maggiori responsabilità, perché se c'è un qualcosa, secondo me, parlando sempre della partita di Coppa Italia tra Schio e Venezia, che probabilmente Schio in questo momento ha rispetto a Venezia, che è un po' più profondo a livello di roster, quindi se Natalia e Meldre diventano due effettivi su cui poter contare, tutto è guadagnato, anche perché Natalia insomma nasce playmaker, ha giocato playmaker a Vigrano in tutte le giovanili. Ovvio che giocare playmaker nel settore giovanile e farlo guidando la squadra prima in classifica non è la stessa cosa, anche perché fino adesso è un compito che è aspettato solamente ad Attura e a Carangelo. Però lei in nazionale giovanile gioca da playmaker e secondo me Giulia ha tutte le qualità per poter ricoprire questo ruolo qui. E adesso la studieremo mentre studiamo anche l'attacco di Howard, che questa volta si palleggia sui piedi, arriva la palla persa per l'Umana Reyer, ancora Ticchi che si gira verso la panchina con il vantaggio che non raggiunge il trentello per l'Umana Reyer dopo il time out richiesto da Vigarano, che attacca con Valesin. Poi la terza, l'assist sotto, prova a farsi largo con il gancio, bell'appoggio al tabellone da parte di Jurkevicius, che dunque riavvicina leggermente la Dondi Multistore. Il canestro di Jurkevicius vale infatti il 6-3, 3-6. Ancora Fagbenlì, lo scarico per Howard, Bestagno, palla sotto, Fagbenlì riesce addirittura a cambiare due volte direzione, alla fine si crea lo spazio e trova due facili per il 6-5-3-6, facili ripetiamo per la conclusione, ma se le è costruiti ottimamente lei sull'assist di Bestagno. Martina Bestagno ovviamente, perché la cugina in questo momento in panchina con 4 falli. La circolazione di palla da parte di Vigarano, che ci prova da 3 punti e porta a casa 3 tiri liberi, perché c'è una ingenuità da parte di Martina Bestagno, è il primo personale della capitana, ma regala 3 tiri liberi. È il terzo di squadra, ma è arrivato il fallo sull'occasione di tiro di Sorrentino, che ha a disposizione appunto le 3 opportunità dalla lunetta e sbaglia però la prima. Dunque si rimane sul 6-5, 3-6 più 29, 1-59 da giocare nel corso del terzo quarto. Segna il secondo Sorrentino, era andata a rimbalzo Fagbenlì, non ricordando che il fallo di Martina Bestagno era arrivato sul tentativo oltre l'arco. Terzo libero a disposizione e 2 su 3 per Sorrentino, 6-5, 3-8
entra in campo Penna al posto di Pan per l'Umana Reyer, dall'altra parte esce Valesin ed entra Albano con la maglia numero 7, alza dunque il quintetto coach Castelli e c'è un po' di pressione a tutto campo che viene però elusa, qui forse c'è l'infrazione di passi di Temi Fagbenli, il canestro di Martina Bestagno diciamo che era un po' al limite nonostante la ricezione in corsa, un appoggio forse in più ancora rispetto a quelli concessi. Comunque Martina Bestagno segna il 6-7-3-8 con Vigarano che costruisce bene, sbaglia la terza ma recupera il rimbalzo e c'è l'infrazione di passi, qui è evidente il saltello da parte del centro di Vigarano. 6-7-3-8, c'è sempre quella soglia dei 3 punti da poter superare per l'Umana Reyer come obiettivo in questo minuto e mezzo che manca al termine del terzo quarto. Penna per Natali che riesce a servire in qualche maniera Fagbenli, mette palla per terra il centro dell'Umana Reyer, si va da Howard, 10 secondi per l'azione di tiro, ancora Natali per Bestagno, continua a far circolare velocemente la palla, poi si isola Howard, riceve Natali, 2 secondi e mezzo, deve prendersi il tiro, Giulia Natali lo sbaglia, segue e recupera il rimbalzo, peccato che ci sia stato il fischio perché l'assist di Natali è stato qualcosa di meraviglioso e tutte le compagne ad abbracciarla, ma forse vediamo se viene convalidato il canestro e allora va a referto. E comunque chapeau per quel che ha fatto Giulia Natali, un assist dietro la schiena in tuffo, una giocata che vedete applaude tutta la panchina, vale il prezzo del biglietto se si potesse purtroppo entrare al Palasport. Andrea? Ma Natali, come dicevo prima, nasce playmaker e queste cose io che ci ho giocato contro giovanile tante volte gliel'ho viste fare molto spesso. La ragazza è sicuramente una ragazza di qualità e ottima per il presente ma ancora di più per il futuro, che penso che avrà sicuramente importante Giulia. Sto cercando di capire la decisione degli arbitri, credo che venga dato il fallo, anzi no, perché se fosse già fallo era già, se non vado errato, al bonus Vigarano. Sì. E dunque sarebbero stati tiri liberi, sì, hai ragione. Sì, quindi non riesco a capire che fischio io credo che ci sia stato un errore nel fischio dei 24 secondi e quindi l'arbitro si è accorto dell'errore commesso e a quel punto si è andato sul possesso alternato che era a favore di Venezia. Penso che sia l'unica spiegazione che ci possa essere. Però la freccia continua a indicare il Umana Reyer, a vederla proprio inquadrata adesso al tavolo, rivediamo ancora, adesso siamo inquadrati anche noi, ma si sta cercando di capire e oggettivamente non è facile a 15 metri di distanza capire qual è stato il fischio. Alla fine c'è la rimessa per l'Umana Reyer con 14 secondi e Natasha Howard che mette giù il pallone. Fagbenli per Penna, ancora Giulia Natali, cambio di direzione, penetrazione, scarico per Martina Bestagno, ultimi 3 secondi e mezzo, deve prendersi il tiro, Penna lo fa sulla sirena, arriva l'errore, la lotta a rimbalzo, la palla questa volta è per la Dondi Multistore con la terza, mette pallone a terra, riesce in qualche maniera a controllarlo sul tentativo di recupero da parte di Martina Bestagno, poi Jurkevicius, il tentativo da 3 punti che va a segno per Rosset e dunque arriva il canestro da 3 punti di Rosset per il 6-7-4-1, sì esatto, 4-1. Confermiamo anche nei nostri appunti il tiro piazzato di Fagbenli che non ha forza nelle gambe, sbaglia, recupera il rimbalzo e trova il canestro. Non si aspettava tutto questo spazio Temi Fagbenli, l'ultimo tiro intanto del quarto sarà per la Dondi Multistore sotto di 28 punti, ci prova da 3 punti la terza e mette la tripla anche la terza, dunque 6-9-4-4, ci riprova da metà campo, questa volta Elisa Penna non riesce a trovare il canestro, dunque alla fine sono 25 punti di vantaggio dell'Umana Reyer che ne ha avuti 29 più volte nel corso del quarto. 6-9-4-4 con 10 minuti da giocare e ancora qualche emozione da vivere qui al Palasport Liege.
È stato un parziale da 21-18 per Venezia, quindi Vigarano ha fatto un gran terzo quarto e la partita tutto sommato, seppur dentro i tanti errori, in questo terzo quarto è stata anche piacevole. Coach Castelli le ha provate un po' tutte, ha provato anche alla fine a pressare un po' a tutto campo per poi riaccoppiarsi uomo contro uomo. Che dopo Venezia a quintetti in questo momento dove Penna sta giocando da guardia è 1,90 m, quindi la palla viaggia ad altezze proibitive per la difesa di Vigarano. Ovviamente a Venezia diventa tutto abbastanza semplice. Insomma, i 25 punti di divario sono la testimonianza della differenza oggettiva che c'è tra le due squadre. Abbiamo intanto rientra in campo anche Laura Meldere, l'avevi quasi invocata Andrea nei tuoi ragionamenti precedenti. Abbiamo parlato poco, dicevo, delle singole, anche perché comunque sono tante le protagoniste. Non a caso nell'Umana Reyer, nonostante i 69 punti segnati, sono solo 3 quelle in doppia cifra: 15 di Fagben Lee, 13 di Attura e 10 di Bestagno, con Attura e Howard è a 9, che sono praticamente ferme al fatturato del primo tempo. Dall'altra parte 3 in doppia cifra: Rossette la terza con 12, Jurkevicius con 10, ma come dicevi prima la differenza della panchina è marchiana, perché sono solo 4 i punti, tutti messi a segno da Sorrentino, quelli delle giocatrici subentrate per la Dundee Multistore, che poi ha avuto 2 da Bestagno e 2 da Marinkovic. Per l'Umana Reyer a completare il quadro dei punteggi individuali dopo i primi 30 minuti di gioco ci sono i 2 di Carangelo, che anche lei dopo il primo quarto non è più rientrata sul parquet, i 5 di Pan, i 7 di Petronite, i 6 di Penna e i 2 di Meldere, mentre Giulia Natali, che è stata pure in campo quasi 10 minuti, è l'unica a non aver segnato. Vediamo se lo farà in questo ultimo e decisivo quarto, con il possesso per la Dundee Multistore, sotto di 25 a costruire il gioco, servendo ancora Rossette che ci prova da fuori. Ha scaldato la mano nel tiro pesante la Dundee, si lotta a rimbalzo, la palla è nelle mani di Natali che serve a Meldere, lato debole, e il canestro in acrobazia di Natasha Howard. Non le piace fare le cose facili, si è visto anche in questa frangente. Arriva la doppia cifra anche Howard. Non le piace fare le cose facili, ma le riescono quelle difficili e non è da tutti fare le cose difficili. Chiarissimo Andrea, bel canestro comunque, 11° punto personale per Natasha Howard, di nuovo più 27 per l'Umana Reyer, con il pallone servito sotto alla terza, il gancio sulla gran difesa da parte di Laura Meldere, il pallone che va dietro al tabellone. Mancavano però solo 3 secondi e mezzo allo scadere dei 24 per l'azione di Vigarano, con Elisa Penna che può effettuare adesso la rimessa per Giulia Natali, la finta, l'accelerazione della numero 10 dell'Umana Reyer, Bestagno sul lato debole ancora per Howard, che ha un'autostrada davanti ed è lei la protagonista di questo inizio di quarto, con il nuovo massimo vantaggio, o meglio eguagliato, perché di nuovo più 29 per l'Umana Reyer dopo un minuto di gioco, 13 per Howard che si avvicina a Temi Fagbenli, top scorer del match. Ancora un tentativo da 3 punti per la Dundee Multistore, scheggia soltanto il ferro però Rossette, la palla esce dal campo e credo che sia tornata l'ora di Bestagno. Ovviamente Elena Bestagno, anche se esce la terza, dunque un quintetto piuttosto piccolo adesso per Vigarano. Curiosa la scelta da parte di coach Castelli, che appunto ha rimesso in campo Elena Bestagno in cabina di regia. Vedremo, evidentemente continua con questa zona, e dunque avere un centro, mi correggerai Andrea, con una zona così strutturata serve fino ad un certo punto. Natali, vediamo se riesce a sbloccarsi. No, la tripla non va, tocca Howard, viene fuori dal nulla, la palla recuperata da Martina Bestagno, cerca l'aggressività ovviamente Vigarano col quintetto piccolo. Howard la finta, la partenza, il tiro in sospensione. Allarghi le braccia. È una scuola di basket questa azione di Howard. Sì, ma Howard, ripeto quello che ho già detto, a lei piace troppo fare questo, cioè lei si diverte a giocare in questo modo a paracanestro, e questa è la sua paracanestro. Ed è chiaro che l'Umana Reyer ne può approfittare, perché è pura classe. Ancora un errore sul massimo margine, è riuscita a varcare quella quota di più 30 l'Umana Reyer, adesso sono 31 i punti di vantaggio. Ancora Natasha Howard, assist per Martina Bestagno, sotto per Laura Meldere che sbaglia, il gancio era morbido ma non preciso, applaude comunque ancora Howard, intanto l'ha recuperata. Dicevo, stava applaudendo comunque Ticchi alla buona costruzione del gioco da parte dell'Umana Reyer. Ancora Natasha Howard mette palla a terra, poi Natali sotto, l'assist per Martina Bestagno, l'errore, il rimbalzo e poi la palla sporcata da Meldere. Ecco, da allenatore mi spieghi questa
questo quintetto bassissimo per Vigarano, che adesso effettua un altro cambio togliendo Sorrentino e rientra Marinkovic. Penso che non sia frutto di una scelta, sia solamente la necessità di dare un po' di respiro alla terza, che comunque è l'unica giocatrice sopra una certa statura. Insomma, Vigarano è una squadra piccola dove la terza è l'unica giocatrice che può competere un po' con le lunghe di Venezia. Giustamente la fa rifiatare perché la partita non ha più niente da dire, ed è in campo con questo gruppo qui. Ed ecco nuovamente in campo, come dicevamo in precedenza, Elena Bestagno, il fallo in precedenza di Martina Bestagno, e c'è il canestro da 3 punti di Jurkevicius, che si conferma la top scorer della propria squadra. Il canestro di Jurkevicius riporta Vigarano sotto i 30 di ritardo, 7-5 4-7, dunque 28 per l'Umana Reyer, che attacca ancora con Meldere, palla dentro, la finta di Martina Bestagno che manda a spasso la difesa e trova il canestro del nuovo più 30, 7-7, 4-7, 6 minuti e mezzo, poco più da giocare in questo posticipo della Serie 1. Tech Final, Palasport Agliercio di Mestre, l'Umana Reyer, possiamo dirlo anche se manca appunto molto alla fine, è tornata in testa alla classifica, appaiando Schio, che ha il confronto diretto favorevole, ma con una partita in più da giocare, anche se è una partita tutt'altro che facile, quella con Ragusa, che va detto, eccola intanto la terza che rientra subito, come giustamente avevi sottolineato tu, una necessità più che una scelta da parte di coach Castelli. Dicevamo un calendario che risulta assolutamente sfasato rispetto a quello che dovrebbe essere per l'Umana Reyer, perché le partite tra anticipi e recuperi verranno disputate nell'arco di pochissimi giorni, ma non secondo quello che era stato stabilito dal sorteggio effettuato in estate. No, assolutamente sì, e infatti Venezia gioca con Ragusa dopo che Schio ha già giocato con Ragusa, quindi saprà il risultato di Schio Ragusa, e non è indifferente che vinca Schio o che vinca Ragusa, anche come dicevi in precedenza. Sì. Sì. E invece, attenzione, intanto ancora il contropiede di Vigarano. Invece dicevamo come sarà invece anticipata rispetto all'ultima giornata quella che doveva essere l'ultima partita, quella contro la Virtus Bologna, in quel di Bologna, e anche lì soprattutto per quel che riguarda Bologna, che intanto arriva alla tripla da parte di Marinkovic, tornando sul parquet. Il canestro di Marinkovic vale il 7-7-5-0, meno 27 per la Dondi Multistore. Dicevamo Bologna che anche lei teoricamente può, oltre a essere tra le prime 4, potrebbe stare ad aspettare i risultati di Ragusa per eventualmente riagganciare il terzo posto. Ma insomma sono tutti ragionamenti che dipenderanno da quello che succede in campo. Intanto Elena Bestagno non si arrende, Vigarano ha dato atto alla Dondi Multistore, nonostante la sconfitta già decisa, di non mollare di 1 millimetro. Applausi dunque per la squadra di Castelli, che ancora adesso è costretta a subire il canestro di Martina Bestagno, ma sta onorando assolutamente il match. La formazione ospite 7-9, 5-2. È chiaro che perdere di 30 o perdere di 25 cambia poco ai fini del risultato. Intanto Howard ancora recupera la palla, ma cambia a livello psicologico sapere, intanto Howard mette la palla per terra, rischia di fare un pasticcio chiamando a sé penna. Dicevo, cambia soprattutto dal punto di vista psicologico sapere di aver comunque giocato fino in fondo una partita contro la capolista Umana Reyer. Ancora una gran circolazione, a testimonianza di come l'Umana Reyer sia una squadra. Meldere è lei l'autrice del canestro che ridà il più 29, sembra ormai quello il punteggio, il divario a cui è abbonata la partita. Ancora ci prova da 3 punti Vigarano, sbaglia questa volta Marinkovic. Il rimbalzo di Bestagno, Natali mette palla per terra, Attura e Pan pronte a rientrare sul parquet. Ultimi 4 minuti scarsi di gioco al Tagliercio. Natasha Howard qui ha fatto infrazione ai passi ha ballato letteralmente, sembrava un moonwalking quello di Natasha Howard, che sta giocando veramente con grandissime giocate, ma anche un pizzico di sufficienza. Adesso c'è un time out richiesto credo da coach, sto a ascoltare.
Per Vigarano, sì. Diciamo Natasha Howard, ecco, sta dimostrando, ad esempio con quella palla che ha lasciato cadere a terra prima e con questa infrazione di passi non vista dagli arbitri, ma ripetiamo ormai siamo in garbage time da abbondante tempo, come sia in grado di fare delle grandissime delle cose e dei passaggi a vuoto mentali che sono veramente inspiegabili. Ma io come persona non la conosco, quindi voglio dire, però la sensazione... Ma lo vediamo in campo, Sì, la sensazione è che lei sia una giocatrice molto, molto estrosa, una giocatrice molto di talento, quindi molto spesso i talenti sono così, alternano... Genio e calcolatezza, come si dice. Si divertono giustamente nel fare le cose, nel mettere in pratica il talento che hanno e che altri non hanno, e ogni tanto escono anche giocate di questo tipo qua, insomma. Time out richiesto da Vigarano, che è già in campo, dunque sta durando di più paradossalmente quello dell'Umana Reyer, che non ha chiesto l'interruzione a 3:44 dalla fine, anche perché ripetiamo ormai gli ultimi minuti serviranno soltanto a determinare quello che sarà il punteggio conclusivo. Francesca Pan è ancora sul cubo del cambio, mentre Beatrice Attura è già entrata. Anche questa è una cosa un po' particolare. C'è stato probabilmente un tecnico, credo, perché vedo Bestagno che va in lunetta. No, 2 tiri liberi per Martina Bestagno. Mi è sfuggito il fallo di Vigarano, oggettivamente. 2 tiri per Martina, sì, 2 tiri per Bestagno. 2 tiri liberi per Martina Bestagno. Vigarano sta facendo una partita. È bello vedere una squadra che, nonostante la situazione di classifica, nonostante tutto quello che abbiamo detto, nonostante che sia sotto di 30 punti, giustamente continua a giocare, e a giocare col massimo dell'impegno che ha e col massimo delle capacità che può mettere in campo. Quindi un plauso a Vigarano, un plauso a coach Castelli. Adesso io vado a cercarmi play by play perché sono curioso di vedere di chi è stato il fallo, perché oggettivamente mi sono distratto in precedenza. Mi era sfuggito il fallo di La Terza, era il fallo, e dunque il terzo fallo di La Terza. Oggettivamente non ho sentito il fischio, e non è che siamo in una bolgia qui al Taliercio, purtroppo. Il primo fallo di Vigarano nel quarto. Vigarano che adesso attacca con Elena Bestagno, il tentativo di La Terza da 3 punti non va. Howard viene anticipata a rimbalzo, o meglio viene superata dal pallone. Adesso ancora un rimbalzo offensivo per Vigarano con Natasha Howard, che alla fine fa toccare il pallone alla Terza. La rimessa sarà per l'Umana Reyer, che è tornata sopra il trentello di vantaggio, 31 esattamente, 83-52, e Beatrice Attura che ha preso il posto di Giulia Natali in cabina di regia. Dunque Giulia Natali probabilmente resterà l'unica dell'Umana Reyer a non andare a segno, a meno che decida di riproporla nel suo ruolo di quest'anno, ovvero di guardia coach Tiki, ma non mi sembra. Intanto arriva un'altra palla persa per l'Umana Reyer. Dicevamo prima come sia da tempo in garbage time, adesso sta un po' scendendo anche la concentrazione sul parquet, ma è umano, e arriva un bel canestro comunque dalla media da parte di Rosset, che alla fine ha rimpinguato il proprio bottino con canestri da 3 o comunque da fuori. 83-54, di nuovo quel più 29 per l'Umana Reyer a 2 minuti e mezzo dalla fine della partita. Avremo i 2 allenatori che ci raggiungeranno in postazione finita la partita dopo i nostri commenti. Dunque intanto arriva un altro fallo, questa volta di Beatrice Attura su Rosset, ma siamo appena al secondo fallo di squadra. Ovviamente abbiamo già commentato a lungo nel corso della partita, ma magari daremo un'analisi delle cifre nell'attesa di essere raggiunti dai 2 coach per commentare la partita. L'accelerazione di Jurkevicius, la stoppata di Natasha Howard, che tocca poi sul dinamismo nuovamente il pallone prima che questo termini fuori dal terreno di gioco. Dunque 15 secondi per l'azione d'attacco della formazione ospite, con Elena Bestagno la rimessa, il tentativo da 2 punti con palla che questa volta non premia Vigarano, l'errore di Marinkovic, la transizione di Attura, palla sotto per Howard che prova a prendere il pallone con una mano, non ci riesce, palla persa, contropiede, chiamiamolo così, per Vigarano. Un passaggio non facile per La Terza. Ancora Elena Bestagno marcata da Pan, l'aiuto di La Terza, il tiro di Bestagno, il canestro per Vigarano. Elena Bestagno sale a 6 punti personali e fa meno 27 per la Dondi Multistore. Pan
ci prova, il tiro è corto, il rimbalzo è nelle mani di Marinkovic, ultimi 100 secondi di gioco al tagliercio, il tentativo da 3 punti di Marinkovic, l'errore, il rimbalzo di Attura, ormai si gioca quasi individualmente sia su un fronte che sull'altro. Attura non fa l'assist, diventa un assist il suo errore, perché Pan recupera il rimbalzo offensivo e mette a segno l'85esimo punto dell'Umana Reyer, con ancora Elena Bestagno a costruire uno degli ultimi attacchi della partita di Vigarano. C'è un fallo in attacco di La Terza, il quarto fallo di La Terza, e è il terzo di Vigarano, con la palla persa per la Dundee Multistore. Dunque il Reyer torna in possesso di palla, 1:16 dal termine della partita. Beatrice Attura pressata da Elena Bestagno, il pallone per per Natasha Howard. Temi Fagben lì ancora è in panchina, il pallone da Attura a Pan, che mette nuovamente il pallone per terra. Ultimi 8 secondi dell'azione, ultimo minuto di gioco, con Meldere che sbaglia, Howard che recupera il rimbalzo, appoggia al tabellone, altri 2 punti per rimpinguare il punteggio sia dell'Umana Reyer, che torna sopra il 30 di vantaggio, sia quello personale con 17 punti realizzati. Ancora Bestagno pressata da Attura, la circolazione di Vigarano con il pallone dentro e fuori, ancora una buona circolazione, il tiro di Bestagno questa volta è da 3 punti. Elena Bestagno dunque si avvicina alla doppia cifra, il canestro dell'87-59 è il suo 9° punto personale. Ormai non ci sono cambi, anche se si è alzata Carangela, ma soltanto per fare una passeggiata. Una palla persa per l'Umana Reyer, dunque difficilmente vincerà con più di 30 punti di vantaggio. Ancora Beatrice Attura che va a spendere un fallo, questa volta sul tiro, è il quarto fallo di Attura, terzo di squadra per l'Umana Reyer. 2 tiri liberi in arrivo per Marinkovic a 19 secondi dalla fine. Vedremo se poi l'Umana Reyer deciderà di attaccare l'ultimo possesso in caso di 2-2 dalla lunetta di Vigarano, oppure se morirà con il pallone in mano, come spesso accade in questi frangenti. Intanto assegno al primo di Marinkovic, 8-7-6-0, secondo tiro libero per la numero 99 di Vigarano, fa 2-2, 8-7-6-1, la rimessa di Howard per Beatrice Attura, chiama lo schema e dunque decide di attaccare anche questo ultimo possesso l'Umana Reyer. Natasha Howard è diventata la migliore realizzatrice della sua squadra e anche della partita, se non vado errato. Così è, infatti, 17 punti per lei. Laura Meldere mette a segno 2 punti, ci sarà il tempo ancora per un tiro per Vigarano, servita a Marinkovic che trova sul lato debole il tentativo di Rossette, l'errore, e dunque vince l'Umana Reyer contro la Dundee Multistore Vigarano 89-61. Torna dunque in testa alla classifica la formazione di coach Ticchi. Allora, in attesa dell'arrivo dei 2 allenatori, cos'altro possiamo aggiungere, Andrea, su questa partita? È difficile anche trovare qualche tema in più. No, abbiamo detto abbastanza in fase di telecronaca. Credo che Venezia, dopo una partenza per 1000 motivi sottotono, poi la partita tutto sommato l'abbia fatta, e credo anche che coach Ticchi, al di là che è sempre difficile giudicare le prestazioni quando il divario tra gli avversari è quello che dice la classifica e anche quello che dice il campo, però credo che coach Ticchi abbia preso qualche spunto da questa partita qua, su alcuni quintetti da poter mettere in campo, che secondo me si possono mettere in campo non solo contro Vigarano, perché ti permette di metterli in campo, ma anche con squadre di tutt'altro livello rispetto a Vigarano. E abbiamo visto che Giulia Natali può ricoprire quel ruolo. Ovviamente bisognerà verificarla in partite più importanti, e se ci sarà la necessità di farlo, perché insomma Venezia ha i suoi 2 playmaker titolari in Carangelo e Attura, e quindi potrebbe non esserci questa necessità qui. E la riflessione è anche su Howard e sul suo possibile utilizzo in un ruolo che non sia quello della giocatrice interna, ma che sia il ruolo sai, lei ha questa capacità, che forse è l'unica giocatrice di Venezia ad averla, di poter giocare sia fronte che spalle, e di poter avere una gamma e un repertorio offensivo per poter fare molte cose, insomma. Quindi secondo me gli spunti di riflessione da questa partita ci sono.
Per quanto riguarda Vigarano, è sempre difficile affrontare queste partite qua, soprattutto quando sai che ormai la classifica ti ha abbastanza compromesso la stagione, però l'hanno fatto molto bene e penso che possano tornare a casa soddisfatte della prestazione che hanno messo in campo fino adesso. Si sta allestendo tutto nella postazione per le interviste del dopo partita, sta arrivando coach Ticchi e dunque facciamo da distante la domanda, ma è chiaro, un'analisi della partita, diciamo che dopo i primi 5 minuti il time out poi si è vista la vera Humana Reyer che è cresciuta via via con i minuti e anche tante possibilità di sperimentare nuove possibilità in questo match. Sì, oggi abbiamo provato una rotazione diversa con Yvonne fuori, perché è giusto nelle rotazioni che anche lei questa partita, che chiaramente pensavamo e potevamo supporre che potesse essere non delle più difficili, abbiamo provato a giocare anche con 3 lunghe, una possibilità che soprattutto in Coppa pensiamo di poter utilizzare, abbiamo utilizzato per qualche minuto e oggi per più di qualche minuto. Partita che all'inizio non mi è piaciuto l'approccio iniziale, però come hai detto te dopo 5 minuti abbiamo cominciato a macinare la nostra pallacanestro, abbiamo fatto 2 quarti di buon livello, poi dopo forse anche il quarto siamo un po' calati di intensità, di attenzione. Però abbiamo anche incontrato una squadra di Vigarano, come ho detto alle ragazze, che sono ultimi in classifica, ma che stanno giocando una buona pallacanestro e sta mettendo in difficoltà tanti avversari. E noi venivamo da una settimana impegnativissima che ci ha visti tornare molto contenti perché abbiamo ottenuto un grande risultato. Fare le Final Four è importante, di questo volevo proprio ringraziare anche tutto lo staff sia tecnico che mi supporta, perché giocare tante partite una dietro l'altra bisogna lavorare tanto, e lo staff sanitario che ci ha messo in piedi ragazze che nell'ultimo periodo avevano parecchi problemi e ha permesso di giocare queste 2 partite della bolla nel modo migliore. Le ringrazio tantissimo perché insieme poi collaborando poi si ottengono questi risultati. Grazie a tutti. Ultima domanda, ovviamente adesso si apre un tour de force, l'Humana Reyer è riuscita a guadagnarsi le Final Four di Eurocup, ma adesso è attesa anche in campionato da una serie di impegni ravvicinati proprio per potersi giocare al meglio le proprie chance. Energie che dovrete sicuramente tirar fuori nel momento più importante della stagione. Esatto, sì. Adesso ho detto proprio prima della partita alle ragazze che è un momento decisivo, anche se veniamo da una settimana impegnativissima, adesso avremo 5 partite in 12 giorni e tutte partite importanti perché possono decidere la sorte dei playoff, perché ancora non sono segnati e noi vogliamo arrivare con il miglior modo possibile per affrontare i playoff, cercando di sfruttare tutte le nostre possibilità per dare tante soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi. Grazie allora a coach Ticchi, che liberiamo per andare negli spogliatoi. Adesso attendiamo anche l'allenatore di Vigarano, non appena ci potrà raggiungere in postazione. Libero intanto Andrea Da Preda, ringraziandolo per il supporto nella telecronaca, nell'attesa dell'arrivo appunto di coach Andrea Castelli. Uno sguardo a quelle che sono le statistiche della partita. L'Humana Reyer ha segnato 89 punti, così ripartiti 17 di Howard, 16 di Bestagno, 15 di Fagbenli, 13 di Attura, le giocatrici in doppia cifra. Ci sono poi 7 di Pan, 7 di Petronite, 6 di Penna, 6 di Meldere, 2 di Carangelo e 0 di Natali. Per quel che riguarda Vigarano, 15 di Jurkevicius, 14 di Rosset, 12 di La Terza, mentre è arrivato coach Castelli, completo il quadro con i 9 di Elena Bestagni, 7 di Marinkovic, 4 di Sorrentino. Allora coach Castelli, un'analisi di questa partita, un buon approccio, ovviamente poi quando ha accelerato l'Humana Reyer si sono viste le differenze di potenziale, ma direi che la squadra ha giocato una partita che ha onorato la pallacanestro e soprattutto penso che abbia rispettato quello che era il suo piano partita. Sì, ringrazio veramente per le belle parole. In realtà noi sappiamo che Venezia per noi è una partita quasi impossibile. Abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo avuto 2 cali e Venezia ci ha punito.
potevamo solo provare un po' a imbrigliarle facendo zona, l'abbiamo fatta anche discretamente, loro però hanno attaccato bene, ci hanno punito dal post basso spesso e volentieri e quindi la partita è andata più o meno come pensavamo, anzi onestamente abbiamo fatto un'ottima partita. Una stagione sicuramente non fortunata quella di Vigarano, però avete avuto il merito di lanciare tante ragazze giovani, anche oggi tanto spazio anche per ragazze che hanno un futuro nella pallacanestro e hanno già un presente nonostante la giovane età. Sì, tante ragazze, che noi abbiamo fatto questa scommessa di prendere giocatrici che non avevano mai calcato la 1 da protagoniste e l'abbiamo lanciate, hanno fatto tanti minuti, per dire oggi alcune hanno giocato un po' peggio di altre volte perché il livello era molto alto, però hanno dimostrato che quando giochiamo con squadre del nostro livello stanno in campo e giocano. Per noi è importante questo, era importante magari vincere 2 partite in più per giocarsela fino alla fine, la matematica ancora non ci condanna, mancano 3 partite, cercheremo di giocare al 110%. La squadra ha dimostrato durante l'anno, anche se tutti all'inizio pensavano fossimo una squadra impresentabile per la Serie A, e abbiamo dimostrato che comunque col cuore, con l'allenamento, con l'impegno, le ragazze hanno dimostrato in tutte le partite di fare il massimo e di non uscire mai dal campo facendo delle brutte figure. Siamo soddisfatti, la società è soddisfatta dell'impegno che le ragazze hanno messo, siamo soddisfatti, sapevamo che questa era un'annata difficilissima e così è stato. Grazie allora a coach Castelli, lo lasciamo raggiungere le proprie giocatrici e concludiamo dunque qui la telecronaca dal Palasport Taliercio, il posticipo della Serie 1 Tech Find. l'Umana Reyer Venezia batte la Dondi Multistore Vigarano per 89-61. Da Alberto Minazzi, da Andrea Da Preda che mi ha accompagnato durante la telecronaca è tutto e chiudiamo dunque qui la nostra serata di pallacanestro femminile.